Castel Vittorio è arrampicato sui colli in una specie di terrazza ed è caratterizzato dai tipici caruggi. Siamo nell'estremo ponente ligure, nell'Alta Val Nervia, a 420 metri sul livello del mare. Al termine di un sottile crinale boscoso arroccato in cima ad un ripido colle, compare magicamente il borgo medievale. Le vie strette che si incrociano all'interno del paese, tra salite e discese, permettono di raggiungere tutti i punti di interesse. Le classiche case in pietra sorgono come piccoli fortini e ricordano la difesa dalle incursioni dei pirati saraceni che assediavano le coste. La pasta di patate, il turtun, i funghi, l'olio extravergine di oliva sono tra le eccellenze gastronomiche che caratterizzano e profumano questo borgo meraviglioso. Siamo in piazza 20 settembre che rappresenta il cuore di Castel Vittorio, ma accedendo a questa scalinata, ovvero via di Santo Stefano, conosciuta anche localmente come Salita delle Crotte, si può raggiungere piazza Santo Stefano e lo si può fare attraversando il portale caratterizzato dall'emblema della Repubblica di Genova. La storia medievale di Castel Vittorio risale al 1200, ma cambia dopo il 1260, quando il paese venne venduto ad un cittadino genovese per 3.090 lire dell'epoca. Quest'ultimo vendette a sua volta alla Repubblica di Genova il feudo che lo ribattezzò con il nome di Castelfranco, ovvero Castello Libero. Castel Vittorio fu caratterizzato storicamente dai dissidi con la vicina Pigna. Infatti questo borgo, questo feudo, faceva parte della Repubblica di Genova, mentre Pigna era parte dei possedimenti del Ducato di Savoia. Una storia agli atti ci racconta che in tempi antichi, quindi parliamo sempre di Medioevo, la vicina Pigna, quindi i Pignaschi, arrivarono a Castel Vittorio e trafugarono il campanile. In risposta, i cittadini di Castel Vittorio si recarono a Pigna e adottarono una tremenda vendetta, ovvero portarono via le lastre della pavimentazione della piazza del paese vicino. La chiesa parrocchiale di Santo Stefano rappresenta lo stile barocco del Settecento, tuttavia conserva il portale originale in ardesia risalente all'antico Medioevo. E per uscire dal paese ho utilizzato l'antica porta medievale, la porta di Santa Caterina, che si utilizzava appunto per entrare a Castel Vittorio. Da Dario il Leggendario è tutto per il momento, alla prossima avventura!